Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Oggi siamo qui davanti allo spazio DAMS di via San Martino della Battaglia per offrire un assaggio della creatività maturata quest'anno dagli studenti dello STARS. In modo particolare vi faremo vedere l'attività dei laboratori di video, teatro e moda e giornalismo. Ascolteremo anche la testimonianza di un gruppo di studenti di teatro sociale che hanno svolto la loro attività presso il carcere di Verziano. Vediamo insieme il servizio. Professoressa Innocenti Malini, ci racconta un po' di che cosa si tratta, il suo laboratorio di teatro sociale, ci dica. Allora, il laboratorio di teatro sociale di quest'anno ha avuto una declinazione molto particolare perché abbiamo scelto, insieme ovviamente ai docenti di riferimento, di svolgerlo all'interno di un contesto particolare che è la casa di reclusione del Verziano, componente di due gruppi di lavoro teatrale integrati con studenti dell'università e persone momentaneamente detenute. L'idea del teatro sociale, quella su cui appunto cerchiamo di formare i nostri studenti, avvicinandoli anche proprio alle pratiche di lavoro, è quella che il teatro possa essere un momento molto interessante, molto importante da un punto di vista evolutivo e pedagogico di crescita della persona, anche quando è in condizioni particolarmente difficili come quelle del momento della detenzione, diciamo. E adesso sentiamo il parere invece delle studentesse che hanno partecipato, ad esempio Camilla, cosa ci puoi dire? Qual è stata la tua esperienza durante questo laboratorio? Cosa ti ha lasciato? Beh, innanzitutto è stato molto interessante, anzi ero molto entusiasta di iniziare questo laboratorio perché fare queste esperienze ti permette di conoscere mondi completamente diversi, mondi con cui non entri in contatto di solito nella quotidianità e quindi conoscere storie che ti arricchiscono, ecco, ti arricchiscono dentro. Beh, innanzitutto mi aspettavo quasi un muro da parte loro, non mi aspettavo così tanta accoglienza e disponibilità proprio a collaborare. Infatti poi ho visto sicuramente loro che quasi ci chiamavano amiche, ci venivano incontro, anche ci abbracciavano proprio, erano così calorose e affettuose. E una frase che proprio infatti mi ha colpito, c'è ancora l'ultimo incontro che abbiamo fatto, una ragazza che ha detto agente, rivolgendosi così. Questo è stato il miglior laboratorio che ho fatto, veramente, lo voglio rifare. E quello quindi è stato gratificante a quel punto. Sì. Io all'inizio avevo molta paura di questo laboratorio, confesso, ma poi ho capito che man mano si lavora col teatro, il teatro ha il potere magico di abbattere i muri dei pregiudizi, quindi quando sei a teatro secondo me siamo tutti uguali. Cioè non c'è un detenuto e una persona fuori dal carcere, ma siamo tutti uguali, siamo delle persone, siamo tutte delle persone che condividono una cosa meravigliosa e grazie al potere del teatro si riesce secondo me a battere tutti i muri dei pregiudizi. Io sinceramente non è che avessi poi tanti pregiudizi, però mi piace l'idea che con il teatro sociale si riesce ad aiutare veramente le persone. Allora, siamo qui con Alfredo e Giovanni, detenuti al Verziano, che hanno partecipato al laboratorio di teatro sociale. Cosa potete dirci? Questa esperienza che cosa vi ha lasciato? Com'è stata? Beh, sinceramente la cosa principale è una grande umanità da parte delle persone che sono venute a trovarci, che si sono accostate a noi con, mettendo da parte i pregiudizi che normalmente si hanno verso le persone che sono recluse. Tanta disponibilità e anche la volontà di capire quello che è la vita e la sofferenza nel carcere. Certo, la vostra quotidianità, quindi. Ok, tu Giovanni cosa puoi dirci? Come ti posso dire, è un modo di evadere da quel posto. Con questo laboratorio di teatro noi ci siamo un po' lasciati andare e hai un modo di scherzare, di trovare le tue fantasie magari che ti lascia andare comunque
e per un po' non ti dimentichi di quel posto e non ti ricordi che sei lì. Poi hai a che fare comunque con delle persone che ci sono state vicine, è stata comunque un'esperienza unica, ti trovi bene a fare un'esperienza con loro, per carità, penso che le conosci anche te e sono delle persone stupende, possiamo solo ringraziarle per quello che hanno fatto. E ora andiamo insieme a conoscere quali sono i video vincitori di Premio Spot. Sipario, luce. Marta esce di casa, piove. L'asfalto luccica come ardesia. 7 curve, 8 incroci, 9 semafori fino a destinazione. Marta non ha bevuto, ma qualcuno ha bevuto al posto suo. Sbuca dall'incrocio rapido come un animale in fuga. Urto, impatto. La vita di Marta sgocciola lentamente sull'asfalto. Un soffio su una candela accesa da appena 20 anni. Buio, sipario. Ma ho preparato uno spot molto semplice in realtà, anche perché il tempo è limitato, sono solo 30 secondi. È fondamentalmente un lungo primo piano mio, perché ero l'unico attore di cui disponevo, me stesso, ed è una cronaca di un incidente in cui però non è chi beve che poi causa la propria morte, il proprio incidente, ma qualcuno che non ha bevuto viene come vittima innocente e finisce in un incidente provocato da altri. Un messaggio forte deve essere comunicato in modo forte, altrimenti rischia di diventare banale e in qualche modo di fare la ramanzina, un po' era quello che volevo evitare. Abbiamo rappresentato quella che è una brutta abitudine giovanile, cioè quella di sballarsi, lo sballo per lo sballo fino a se stesso, e con tutti i rischi che comporta. Al di là del messaggio, che comunque è sempre forte e attuale, stilisticamente abbiamo realizzato un corto che abbiamo curato molto, quindi diciamo da tutti e due i lati, sia stilistico che del messaggio, ecco. Devo dire che ci siamo divertiti anche molto a lavorare su una struttura breve, insomma vuol dire anche cercare di adattarsi a quelle che sono le richieste televisive, insomma uno spot ha tutta un'altra struttura, soprattutto temporale e di ritmo rispetto a un cortometraggio, quindi ben venga insomma sperimentare tutti questi vari generi. Nel senso, la prima cosa importante perché un prodotto funzioni è che gli stessi realizzatori ne siano convinti, e secondo noi il messaggio passa, funziona.